radioliberta.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radioliberta.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Donne. Radio Libertà, diamo il bentrovato e il benvenuta a Mara Dal Zocchio. Buongiorno, grazie mille per il collegamento, ringrazio la regia. Eccomi qui dopo un bel po' di tempo di vacanza, diciamo quasi 2 mesi, ritorno con l'anno nuovo e con una volontà di essere sempre più vicina ai cittadini e soprattutto vicina alle donne, perché questa mezz'ora è dedicata proprio alle donne che si occupano però di tutti i temi che riguardano la società. Io in particolare mi occupo dei problemi politici, parlo di temi di attualità e quindi il mio percorso rimane esattamente quello di prima. Una novità in più, ora la radio si chiama Radio Libertà e io sono felicissima di questo nome perché finalmente siamo una radio che può arrivare dappertutto, su tutto il territorio del nostro paese, non limitata a solo una piccola parte. Ed è importante questo perché far sentire la voce, far sentire le opinioni dei cittadini è assolutamente indispensabile, perché solo così riusciamo poi a condizionare quelle che sono anche le scelte dei governi e quindi incidere sulle risposte che noi cittadini tutti ci aspettiamo. Radio Libertà, bellissima, ce n'è bisogno specialmente in questo periodo. Vi ho lasciati nel 2021, ci ritroviamo nel 2022, direi che ci troviamo in un momento veramente molto particolare. Uno, perché comunque sia la pandemia non ce la siamo ancora messa alle spalle, purtroppo ci sono degli strascichi che ancora non ci fanno ben sperare nel prossimo futuro, però dobbiamo essere anche ottimisti perché comunque sia tutto passerà e tutto sarà un brutto ricordo, molto doloroso, ma noi dobbiamo essere fiduciosi che riprenderemo a breve anche la nostra vita e quindi anche la nostra libertà, perché volenti o nolenti è stata condizionata in questi 2 anni proprio per questa pandemia, per questo virus inaspettato che ci è arrivato tra capo e collo, che ha colto un po' tutti impreparati, però dobbiamo anche dire adesso che insomma si conoscono un po' le dinamiche di questo virus, no? E quindi sarebbe giusto ritornare un po' con tutte le precauzioni, ma ad una vita normale, senza troppe restrizioni, senza troppi condizionamenti. Perché diciamocelo, purtroppo questi condizionamenti, queste restrizioni hanno creato un clima di odio nel nostro paese che è assolutamente inaccettabile, al di là delle posizioni di tutti noi, se siamo per il vaccino o non siamo per il vaccino, queste sono scelte personali di salute, certo che questa divisione non è assolutamente accettabile. Dobbiamo essere
tutti uniti, compatti per sconfiggere, diciamo, questa situazione che ha veramente stravolto la vita di tutti noi, non solo degli anziani, che purtroppo sono quelli che hanno pagato di più in termini di vite umane, ma ha condizionato la vita dei lavoratori, ha condizionato anche la vita degli studenti. Questo è un fatto che ci deve far pensare e riflettere, soprattutto perché i giovani hanno assolutamente bisogno di ritrovarsi, hanno assolutamente bisogno di socialità, hanno bisogno di essere a contatto con i loro coetanei, ma soprattutto hanno bisogno di essere presenti a scuola con i loro insegnanti. Quello che possiamo notare è che purtroppo moltissime persone in questo periodo hanno manifestato anche dei problemi psicologici, tantissimi giovani che fanno ricorso proprio agli psicologi per riuscire ad affrontare questa situazione, e pertanto è indispensabile guardare soprattutto al loro futuro, e per guardare al loro futuro bisogna dare delle indicazioni per quanto riguarda il presente, che possano essere sempre più liberi di poter partecipare alla vita scolastica in presenza. La DAD ha aiutato, questo è ovviamente come dire, da ringraziare chi si è comunque messo in gioco anche, no? Come insegnanti, per poter dare continuità, diciamo, agli studi, però sicuramente non è la situazione migliore. I ragazzi, i giovani hanno bisogno di stare con i loro coetanei per uno sviluppo equilibrato, hanno bisogno di socialità, e speriamo appunto di tornare il più presto possibile a prima della pandemia. Ecco, dicevo prima, Radio Libertà. Radio Libertà per dare voce a tutti, come l'ha sempre fatto. Per anni questa radio si è chiamata Radio Padania Libera, ma adesso è sempre la stessa radio, ha sempre gli stessi obiettivi, ci sono sempre le stesse persone, gli stessi giornalisti, e quindi portiamo avanti sempre quel pensiero di libertà. Però era anche giusto proiettarci al futuro, perché comunque sia siamo diventati una radio molto seguita, e quindi è giusto parlare a tutto il paese e non solo a una parte del paese. Io sono felicissima che all'interno sia stata abbinata la parola radio, la parola libertà. È assolutamente indispensabile, per cui noi ci rinnoviamo, ma nella continuità. Questo deve essere assolutamente chiaro, e mi sembra che comunque i cittadini questo l'abbiano capito. E pertanto questa novità deve solo essere vista come un'opportunità in più per i nostri cittadini, chi ci sta ascoltando, ai quali auguro ovviamente buon anno, e ai quali ricordo che il numero per telefonare e parlare in diretta eventualmente anche con me è sempre quello, è lo 02 66 20 3529, per chi volesse chiamare e parlare direttamente con me ed esprimere i propri pensieri, perché vi ricordo, questa è Radio Libertà. E vorrei anche ricordare che siamo una radio che vive comunque dei contributi volontari che ci vengono erogati dai cittadini, per cui
se volete dare un contributo per mantenere sempre più viva questa Radio Libertà, e che possa crescere anche nel tempo e portare sempre di più la vostra voce, ecco, andate e digitate radiolibertà.net, Radio Libertà senza l'accento.net, e noi accettiamo qualsiasi tipo di importo di versamento, perché anche un piccolo contributo per noi è assolutamente indispensabile. Il nostro lavoro l'abbiamo fatto sempre con tanto entusiasmo, no? Tanta volontà, ma ovviamente c'è bisogno anche di un contributo per poter comunque proseguire nel nostro lavoro, e di questo sicuramente vi ringrazio. Ecco, dicevo, ci siamo lasciati nel 2021 con un problema, un tema molto importante che riguarda la pandemia e che ancora purtroppo ci riguarda tutti i giorni nella vita normale che noi affrontiamo. Ma ci siamo lasciati e adesso ci ritroviamo con un altro tema che sta tenendo banco in questi giorni, e che è le elezioni del Presidente. Per giorni, direi per mesi, si è parlato di Silvio Berlusconi come il possibile candidato, no? Però abbiamo visto che la mossa del Cavaliere, quella di ritirarsi praticamente, anzi non è proprio un vero ritiro, diciamo che lui non ha sbloccato la riserva, no? Quindi non si è mai candidato ufficialmente, no? Diciamo invece che si è ritirato ufficialmente, cioè ha deciso di non partecipare alla corsa per poter permettere al centrodestra di rimanere unito, e soprattutto per poter trovare anche nel centro-sinistra quell'unità necessaria per eleggere il capo dello Stato. Certo che la sua decisione ha innescato una serie di reazioni a catena, perché ovviamente se prima Silvio Berlusconi riusciva a tenere insieme, diciamo, tutto il centrodestra, adesso c'è bisogno di lavorare per trovare un'altra figura importante, di peso nel nostro paese, che possa assumere quel ruolo, ma soprattutto che possa trovare i numeri anche, perché ovviamente non si viene eletti senza i numeri necessari. E questo è un tema molto difficile, perché abbiamo visto il clima comunque che si era creato ultimamente nel dibattito politico. Il presidente Berlusconi era stato etichettato dal centro-sinistra come un uomo divisivo, ma se noi andiamo ad analizzare tutti gli ex presidenti della Repubblica, tutti bene o male sono stati degli uomini divisivi, perché comunque sono stati eletti da una parte politica, rappresentavano una parte politica, no? Poi ovviamente quando si diventa presidenti si dovrebbe dimenticare la parte politica di appartenenza e rispondere a quelle che sono le richieste di tutti i cittadini, no? Mara, ti fermo perché abbiamo un'ascoltatrice per te. Ecco, allora solo Sì. un attimo, quando si raggiunge appunto certi livelli, quando si diventa presidenti, ovviamente si deve essere presidenti di tutti. Ho una telefonata in linea, con chi parlo? Sì, buongiorno signora, sono Lisetta. Allora, ho visto Lisetta, che ha parlato buongiorno. di giovani, io continuerei a dire due cose sui giovani, perché sosteniamo i giovani della Lega.
Io voglio fare un elogio, signora, ai giovani indistintamente di tutte le associazioni e di entrambi i sessi. Sono il nostro futuro, secondo me, il nostro capitale. La nostra terra rinasce, spero solo di riuscire a vedere ciò che sogno. Grazie ai giovani leghisti, un saluto da Lisetta. Grazie Lisetta, lei è fantastica, in pochissime parole ha riassunto quello che è un tema assolutamente importante per il futuro del nostro paese. Chiaro, i giovani sono il nostro futuro, tra breve daremo a loro in mano le redini del nostro paese e quindi dobbiamo assolutamente volgere lo sguardo e aiutarli il più possibile. Dobbiamo aiutarli sia nello studio che nella ricerca di un lavoro, dobbiamo loro aprire le porte di tutte le possibilità, per tutte le possibilità. I giovani padani e i giovani leghisti diciamo che si sono sempre impegnati anche in politica ed è importante questo, non si può far finta di niente perché poi alla fine i problemi riguardano tutti, quindi dobbiamo responsabilizzarli come sono responsabilizzati i giovani della Lega. Ne abbiamo veramente molti bravissimi, competenti, abbiamo visto che chi è entrato nella Lega da giovanissimo ora è diventato capogruppo sia alla Camera che al Senato della Lega, sono giovani con esperienza e mi raccomando, se ci sono dei giovani che ci stanno ascoltando, studiare perché studiare ci rende tutti liberi, avete la possibilità di ragionare con la vostra testa, non siete condizionabili e quindi studiate perché c'è bisogno di giovani competenti e con un sogno nel cassetto che è quello di essere liberi in uno Stato libero, in uno Stato veramente democratico dove non venga discriminato nessuno, ma soprattutto in uno Stato dove vengano preservate la nostra cultura, le nostre usi, costumi e tradizioni. Questo è veramente importante perché se ci dimentichiamo del nostro passato non avremo nemmeno il nostro futuro, quindi grazie Lisetta per aver telefonato. E quindi chissà che tra questi giovani magari un domani non ci sia anche il futuro presidente del nostro paese. Ecco, ritornando a questo argomento, le strade che adesso si dovranno percorrere sono delle strade non sicuramente facili. Pensiamo che la sinistra purtroppo crede di avere sempre la possibilità di eleggere un suo rappresentante. Non so perché, così è stato per quello fino adesso, ma insomma non è che loro possano pretendere di eleggere sempre un presidente che ha avuto uno sguardo verso la sinistra, no? L'Italia è fatta di molti pensieri e quindi di molte persone che hanno idee diverse e forse è anche arrivato il momento giusto per eleggere un Presidente della Repubblica che abbia uno sguardo verso il centrodestra, ma per logiche di visioni della società, no? Che sono diverse, sempre democratiche, ma diverse, con obiettivi diversi, con priorità diverse, che non siano quelle del centro-sinistra. Ci troviamo in uno stallo, negli ultimi anni l'abbiamo visto e quindi forse un presidente della Repubblica che possa rappresentare anche questa parte di società potrebbe essere una svolta proprio per il Paese e potrebbe essere una svolta anche quella di eleggere una donna, perché no? Donne competenti, con esperienza ce ne sono e quindi potrebbe essere anche questa un'opportunità. Qualche nome è uscito, staremo a vedere
in questi giorni alla fine dove si volgerà lo sguardo, no? Vedremo dove si andrà effettivamente a trovare l'accordo per eleggere il capo dello Stato. Sicuramente una battaglia difficile che comunque Matteo Salvini sta portando avanti con un grande lavoro di tessitura, con un grande lavoro instancabile di dialogo un po' con tutti, cercando di trovare un nome che non sia divisivo per il Paese. Non ce n'è bisogno in questo momento, abbiamo bisogno anzi di unità. E abbiamo visto che i nomi che ultimamente sono usciti sono nomi che guardano anche a persone che nel passato hanno rappresentato un po' la democrazia, no? E l'UDC, eccetera. Ma staremo a vedere chi veramente sarà individuato per ricoprire questo ruolo. Si parla anche di Draghi, è una figura che unisce, ma nello stesso tempo è una figura che divide. Divide perché molti lo vorrebbero sempre lì, al posto che sta occupando ora, altri invece lo vorrebbero al Quirinale. Chi può dire quale sia il ruolo migliore in questo momento anche per Draghi? Ha fatto un buon lavoro perché con l'Europa ha cercato di portare a casa più soldi possibili per essere investiti sul nostro territorio, però dall'altra parte ha comunque firmato dei DCPM che hanno un po' scontentato, diciamo, una parte della nostra società e quindi c'è qualcuno che lo vorrebbe al Quirinale proprio per toglierlo di mezzo da certe scelte. Staremo a vedere quello che succederà. L'importante è uscire da questa situazione di stallo, soprattutto è importante continuare a combattere per la libertà. Questo è assolutamente fondamentale. Ogni cittadino deve essere libero, non discriminato e deve avere la possibilità di esprimersi liberamente e scegliere anche liberamente senza condizionamenti. Purtroppo abbiamo visto che in questo periodo, è vero, per esigenze sanitarie molti cittadini hanno dovuto subire delle restrizioni importanti che riguardano anche il lavoro, questo se era, come dire, comprensibile fino a poco tempo fa, diciamo che oggi col mutare anche delle situazioni dovrebbe essere rivisto perché comunque sia ogni cittadino ha diritto ad un lavoro, ha diritto a portare a casa comunque uno stipendio, ha diritto a vivere e mantenere una famiglia e comunque ha diritto alla propria libertà. Ecco Mara, ti avviso, hai ancora 2 minuti e poi siamo ai saluti. Bene, io per oggi ho finito gli argomenti, nel senso che un altro argomento ce l'avevo in mente ma siamo andati per le lunghe, quindi magari lo riprenderò il prossimo mese. Io vi abbraccio veramente con tanto affetto perché tutti, dico tutti indistintamente, per 2 anni abbiamo vissuto un periodo veramente difficile. Vi abbraccio con l'augurio che tutto questo finisca presto e ritrovarci a breve con questo brutto ricordo dietro le spalle che ci ha condizionato.
Ci sentiamo la quarta domenica di febbraio, sempre su Radio Libertà alle 13:30 nello spazio dedicato alle donne più. Un abbraccio ancora, un bacio e buona domenica a tutti. Avete ascoltato